everyone, and welcome to this very special occasion. We're on the Asaro family farm for the celebration of the 100th anniversary of this family-owned business. I'm joined by Mr. Nino Asaro, Tommaso, and we have Vittorio, Fabio, and the syndicos of Castelvetrano and also of Partana, where the company facility is located. Now, for this very special occasion, Mr. Nino Asaro decided to donate 100 trees from now until next November, next year's harvest, to his friends and very special customers. And the first batch goes to the Serafina group, to Vittorio and Fabio. Grazie. Thank you. Grazie. And for this, Signor. Un onore. Grazie. A voi con tanti auguri. I really feel part, not responsible, but I feel that this area, it really needs light and bright like them to come here and make this product known in the world. And definitely they are the driver that can take our product all over the world. And I have to say thank you, Fabio and Vittorio, for all the loyalty and trust in all these years. It's the base of our cuisine. The reason of our success is the base and the quality of our ingredients. We believe strongly in having the best quality ingredient possible, and we are starting from the extra virgin olive oil of Tommaso and Nino Asaro. I always believed in this product from the first moment I tried. Yes. But now that I'm here and I can see the history behind, I have goosebumps in my body. Yeah. So I'm so happy to be part of this. Thank you so much for this is a great present for us. It's a great honor. Non c'è un segreto, perché questa è la natura e noi, per come il buon Dio ce l'ha dato e la natura e il terreno continuano a darcelo, glielo diamo a loro trasformato in olio. Ringraziamenti all'azienda Asaro che fa tanto per questo territorio e produce delle olive e dell'olio eccezionali. E un plauso per l'iniziativa e soprattutto un benvenuto. Adesso sono proprietari anche di una parte del nostro territorio, alla Serafina Group. Un momento particolarissimo, sono molto contento di essere qua, anche perché la ditta Asaro per noi rappresenta una punta di diamante dell'imprenditoria locale partannese e del territorio, come bene prima diceva Felice. Questo connubio, questo benvenuto che do anche a questa partnership che si è instaurata con la ditta Asaro è veramente qualcosa di interessante e che vuole non soltanto creare un'attività di momento commerciale, ma anche di promozione del territorio nel suo complesso.